Nel cuore dell'antica Italia, tra le dolci colline baciate dal sole, si ergeva il monastero delle Benedettine, un luogo dove il tempo sembrava sospeso e la presenza divina si faceva tangibile. Era lì che risplendeva la figura di Santa Scolastica, la cui vita era intessuta di devozione, umiltà e miracoli che toccavano i cuori di chiunque avesse il privilegio di conoscerla. Figlia di nobili origini, fin dalla giovinezza Scolastica sentì il richiamo del Signore, abbracciando con fervore il voto di verginità e dedicandosi interamente alla vita religiosa. Accanto al suo celebre fratello, San Benedetto, fondatore dell'ordine benedettino e del monachesimo d'Occidente, Scolastica trovò la sua vocazione. Mentre San Benedetto guidava l'abbazia di Monte Cassino, Scolastica costruì un monastero alle sue falde, accogliendo giovani donne desiderose di seguire la via della santità. La comunità cresceva sotto la sua guida amorevole e il monastero diventò un faro di luce spirituale per tutta la regione. Ma il legame tra i due fratelli era straordinario. Ogni anno, durante una visita di San Benedetto, Scolastica e il fratello si incontravano per trascorrere momenti preziosi insieme, rafforzando il loro legame spirituale. In uno di questi incontri, una notte d'estate, accadde qualcosa di straordinario che avrebbe segnato per sempre la storia della loro fede. Mentre il crepuscolo tingeva il cielo di sfumature dorate, Scolastica pregò San Benedetto di rimanere un po' più a lungo, desiderando continuare la loro conversazione spirituale. Ma San Benedetto, rispettando la sua regola monastica, si preparò a partire. Fu allora che Scolastica, con fervore e umiltà, pregò il Signore affinché il fratello rimanesse. E improvvisamente il cielo si oscurò, il vento cominciò a sibilare e un impetuoso temporale scoppiò sulla valle. Pioggia battente, tuoni fragorosi, lampi accecanti. Sembrava che la natura stessa si stesse ribellando alla separazione dei due santi fratelli. San Benedetto, colpito dalla manifestazione divina, capì che la volontà di Dio si stava manifestando attraverso il desiderio ardente di Scolastica. Così, costretto a rimanere, i due fratelli trascorsero quella notte tra preghiere, conversazioni sante e profonde meditazioni. E quando, 3 giorni dopo, San Benedetto alzò lo sguardo al cielo, vide l'anima di Scolastica sollevarsi tra le ali degli angeli, raggiungendo la gloria eterna. Non provò dolore, ma una profonda pace interiore, perché sapeva che la sua amata sorella era finalmente a casa, accolta tra le braccia amorose del Padre Celeste. Così, la storia di Santa Scolastica continua a risplendere nel firmamento della fede, un esempio di devozione,
amore e sacrificio che continua a ispirare generazioni di credenti in tutto il mondo. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.